viveva Turatello? Turatello. Era la moglie o era un amante? No, io Turatello, perlomeno prima non è stato mai sposato, tranne quando si è sposato dopo il La sua regolamento. donna chi era, Gianni? La sua donna, per dire, era Lia Zennare, ai tempi di Andrea Villa, che lui era innamoratissimo proprio. Vabbè, lascia stare, non andiamo sui particolari scuri. Sì, Lia Zennare. Ha già fatto abbastanza. Lia Zennare, ma che vuoi che te dica? Ecco, allora, Lia Zennari Sì. era, perfetto. Io dico... Una certa ragazza chicca, cioè io dico la donna del cuore di Ciccio, era Lia Zennari. Proprio che anche se lei ce ne combinava di tutti i colori, era sempre lei, per lui perlomeno. Però era una ragazza dopo una chicca, che lui se la faceva con questa ragazza chicca. No, ma quando- tu, vedi, Gianni, No, Presidente, non è che per dire si prendeva la ragazza vicino, dopo andava e se le metteva tutte e due sotto braccio. Era lo stesso periodo di te? Sì, Lo stesso periodo di sì. Zennari? Cioè, sta ragazza Lia era innamoratissimo, anche se ne faceva di tutti i colori, ci andava sempre. E poi questa ragazza... E dopo soprattutto c'era questa ragazza chicca. conosci, lasciamo perdere la Lia, poi è morta, buonanima, quindi non la tiriamo in mezzo, conosci questa chicca che dici tu? Aspetta che la conosco. Sì. È biondo bruna? No, è alta, più alta di me, che capelli. È biondo bruna, non ti ha detto se è alto o basso, ti ha chiesto se è biondo bruna. Sì, e ha i capelli sui castani, ora mi ricordo per Boh, se una sono via di mezzo, siamo castani più chiare. sicuri. Ah, A posto. Castanigliare? ma scusa, io che colore di capelli c'ho? Nero o bionde? Castane. Tra parentesi, tu non mi interessi, non sei neanche una E allora che vuoi sapere? Chi era e come... Alta, Presidente, alta su... Questa che... Non so se era 1,75 m, 77, 78, cioè io ma non lo posso tu, dire. dammi a retta una cosa. Cioè se non dove- era 1,70 m, 69 così basta. dammi a retta, se tu dovesti dare un'indicazione alla corte, ne hai date tante per far arrestare Tortora. Vedi che non l'ho fatta arrestare io, Tortora. No, vabbè, lasciamo perdere. No, questo Comunque, lo sappiamo. Per fare, cioè, Io potevo per fare essere arrestare considerato, Valtecchiare. scusa, Gianni, lasciamo stare anche quello che c'è da ridere. Comunque, Possiamo parlare anche no, di no, quello. no, non parliamone per carità. Vedi che hanno trovato dei documenti che Gianni, ti per favore, imbarazzano. non mi interessa, non mi Ah, me frega perché niente. non conviene qui. Oltretutto mi è pure antipatico, quindi che cazzo me ne Ma fotte? tu siccome hai detto sempre Gianni, per favore. questi personaggi per Tanto- dire sono difficili, che io Gianni, potevo... ti sto dicendo, se tu dovessi dare un'indicazione alla corte per far scoprire, Questa chi? farti trovare questa chicca, cosa diresti? Guarda, io... Tu eri un uomo di Turatello, io no. Senti. Io ero nemico. Eri nemico. Io so come si chiama, di nome, cognome, dove abita, dove non È abita. quella che dico io, sì. Allora, ditelo voi. Ecco, allora ti dico soltanto una cosa. Fuori, e tu mi insegni queste cose perché era un balordo come Non me. insegno niente a nessuno. No, mi insegni queste cose. Allora. I cognomi non li sa nessuno. Nemmeno se nessuno sapeva che io mi chiamavo Melluso. Vabbè. O che tu ti chiamavi Vallanzasca. Dopo che eri latitante, allora sì. Io il cognome di questa ragazza non lo so. Ora, se tu sai il nome e cognome di questa ragazza, io ti sfido a dirlo alla corte, falla venire in aula. No, ma se io avevo qualche segno particolare questa ragazza, qualche segno che... Ma io così la posso riconoscere. Qualche segno particolare da poter L'ho riconoscere. descritta, ma che gli devo dire? Avete detto molto alta. Era una ragazza, Presidente, castana, alta sul 1,75 m, 76, se dopo è il 79 o 74 io non lo so. Ce la diamo Presidente. buona lo stesso, Gianni. Perché là le donne camminano con le tacchi, io non so se si mettono i tacchi più alti. E che altro segno particolare? Era una, appunto, Era magra? questa, Era magra. magra. Questa ragazza, disgrazia vuole, faceva anche uso di cocaina, no in modo eccessivo, come la faceva per dire altre donne in questo ambiente. Come lo faceva Vallanzasca, via, vai. Dai Renato, lo faceva e porta, ma che c'è di vergogna? Io ti lascio parlare, poi alla fine... Ma se avete ammazzato il poliziotto, t'ho detto a Piazza Vetro perché eravate pieni di cocaina. E dai, smetti. Dai, non parlare di altri fatti. Allora, Presidente, Ragazza, abbiamo sentito. alta. Che altro segno? E, Esile, avete detto. sì, e se le poteva pesare, Vabbè, non fare che se sono 60 kg, se sono 58, non lo so. Cioè, esile non era una ragazza grassa, bella formosa. Di dove? E vicino Como, Presidente. Non so se era di Como, era la maggior parte vicino Como. Cioè Gianni, abitava in quelle Gianni, zone. Se è quella che dici tu. Ti conviene dire italiana, forse è meglio. Se ti fermi su italiana, forse ci azzecchi. Vicino. Ma scusa, ma che Se dici Giacomo, dici una fesseria, eh? Ma scusa un attimo, io c'avevo una ragazza che si chiama Paola. Sentite, ma dove abitava? Che ne sanno gli altri in tutto che la conoscono? Come si chiama di cognome, come... Dove abitava questa? No, abitava nella stessa casa di Turatello. Presidente, io ho detto che questa non era la ragazza proprio No, del ho capito, cuore di non era Turatello, sentita, era no. una ragazza di Turatello. Di Turatello. Ecco, sta ragazza abitava il viale Monza, c'è un banco di Roma,
più avanti te ne vai là e c'aveva un appartamento là. Ecco, ora se Turatello era innamorato più di questo o più di quella io non lo so. Vi posso dire che la ragazza di Turatello era lì a Zennare, che c'aveva un bambino, quello vi posso L'ha dire. riportato Ora se tutti i lui giornali. conosce questa ragazza, la faccia Comunque venire, va Presidente. bene, sì, no, voglio No, però dire, lo devi dire. voglio dire semplicemente una cosa, dico, tu hai dato una serie di indicazioni, no? Dico, e quindi non sapresti dare nient'altro per fare... Io se dovrei rintracciarlo, farla rintracciare, non saprei come fare. E voi avete... Allora, Perciò ti Presidente, prego di farla no, rintracciare tu. Presidente, Vabbè, sentiamo. ma non farmi fare le infamità a me, ti prego, quindi non puoi dirmi a me, Ma hai detto fammela che- arrestare, scusa. Presidente ha detto Comunque- che c'ha nome e cognome. Sì, Non e dite proprio di no. indirizzo. Ecco, falla Ah, venire. ecco. Allora, cosa? Falla venire in aula. Forse fanno venire. Allora, dico, Come? Presidente, io ho chiesto, lasciamo perdere la descrizione, sono fesserie. E adesso ve lo dimostro. Dico, io ho chiesto se lui avrebbe un qualche altro modo per far rintracciare questa donna. Allora dico, lui era un uomo di Turatello o non lo era? E spiego anche E perché. non ti spiego io se ero di Duratello o non ero di Duratello. Vuoi che ti rispondo? Gianni, Vuoi che dico, ti rispondo? Gianni, tu hai detto una cosa assurda, hai detto che non hai altro modo per farla rintracciare. È assurdo. No, Gianni. no, se la tu dovrei- eri- Allora, dici voi questo segno. dillo tu, dai, nome e dillo cognome. tu questo segno particolare, va. Scusi, ti stai pentendo, pentete e basta. Ma che fai intendo? È uno stronzo, però, Gianni. zitto. Queste cose Sto no, scherzando, sto scherzando. Aveva qualche segno particolare che non ha detto... No, i segni particolari io non ci faccio caso, io so solamente che questa donna... L'occhio è chiuso, l'occhio aperto. Presidente non sa niente, lo dico io. Io ti sfido di portare questa ragazza qua. Allora, ma non mi devi sfidare. Ti dico che tu non meno sai chi è questa ragazza. Allora, Presidente, allora. io dico una cosa, lui, e questo è un altro ulteriore... Poi vi do la prova che lui non lo conosce. Questo invece è un altro ulteriore piccola chicca che gli serve a questo signore. Ma non è piccola, che me lo sto rosolando poco poco, dico. non Lui, so se non mi stai rosolando. lui non era uomo di Turatello Non lo anche stabilirà gli altri. perché questa donna non c'è bisogno che vi dica io il nome, è stata arrestata con Turatello. Ma chi è? Dillo chi è. Con Turatello è stata arrestata. No, signori quella miei. del Belgio. Si è fatta 3 anni e mezzo di galera. Chetti Unida, non No, Chicca. Chetti. Non dire cazzate. L'unica donna di Turatello, a parte la Lia Zennari, è Chetti Unida. Ma io non dico Chetti Chetti. Unida, stai zitto. Chetti Unida, non Che Chicca. quella è la bionda. Non Chicca, non te ne ficcare le chicca della No, Chetti. Presidente. Quella è stata arrestata in Belgio per Turatello. Chetti Unida. Quale Non è inferno, vero, ma non dire cazzate. Ma, Renato, stai Chetti dicendo Unida tu si è cazzate. fatta 3 anni e mezzo di carcere In a San Belgio. Vittore perché era la Allora. donna che aveva affittato la casa, la Villa Boario, e si torna al discorso della Villa Boario, era l'intestataria della villa dove hanno trovato le stampelle di Turatello. Chetti Unida. Chicca, Ma io non lui parlo. siccome sapeva un qualcosa del genere, si è inventato Chicca perché diceva Renato. con la K cominciava e No. allora iniziava a stare la Chicca. Dammi a Guarda, Reggia. allora io Oh, posso vabbè. dare un altro particolare. Ma su non sta darne chicca. più, non iniziare. Ma non è che ti I particolari lasciali a Pandico, per favore. No, Pandico lascialo perdere. Io ti volevo dire, Comunque, la a Chetti posto. che dici tu, non è la Chetti. A posto, basta Gianni. Ma insomma i prove questi erano. Ah, ancora ce n'è? Chetti Unida. Presidente, quello che dice lui. Perché io Chetti. Presidente, lui ha detto che Chetti era la ragazza anche di Turatello. Presidente, vede il Anche di Turatello. Guarda che non è abituato come te che faceva le donne a mezzo degli altri. Gianni. il fesso di qui dentro. Avere Ora accertato lei- che lei non conosceva quella ragazza. Scusa un attimo. Lei, Presidente, forse fa una determinata vita e allora lo posso anche capire, ma uno che ha fatto una determinata vita come lui, come me, non spericolata, Presidente, non sistemata come voi che avete famiglia, fuori ogni locale, ogni discoteca, ogni night, ogni prostituta, perlomeno c'ha diversi ragazzi, non che ci conviva assieme, Gianni, per ragazzi favore. per dire che gli Per interessano. Ma non lei ti Chetti squalificare Unida la ulteriormente, conosceva? Gianni. Chetti Unida lei la conosceva? L'ho vista, Presidente, Ma- consigliere, però... Sapeva che era amica? Sì, l'ho sentito, Perché io non l'ha quando... detto prima. Insomma. Presidente, questa Chetti non era la ragazza di Turatello. Oh, va bene, Presidente, Non ci ne c'era sciogliamolo qua, niente. perché sennò questo ci porta in Cassazione. Io vi ho dato dei fatti, questo vi dà delle Ma non carte. è Andiamo una oltre. ragazza. Andiamo oltre. Era una ragazza che lavorava
stava con Turatello e stavano assieme. Presidente, c'è una domanda del consigliere Morello. Dice, perché non l'ha citata prima? No, e perché che cosa dovevo citare? Cioè, mi se sembra questa regolare. ragazza non mi è stata, ora l'avvocato, io dico una cosa, consigliere. Cioè lei dice che non l'ha detta prima perché non era la Consigliere. ragazza di Turatello ma era una E dipendente. quando ho fatto il primo dibattimento avevo tre, cioè perlomeno Tortora aveva 3 avvocate. Non mi dicono nessuna domanda. Quando me ne vado, oppure quando faccio il confronto con Tortora, le domande venivano tutte là. Ora io dico una cosa, se quando io sono stato interrogato prima da lei, Hai detto o chi? in primo grado mi chiedevano di questa ragazza, io rispondevo, mica ci posso dire oppure a lei tutte le Gianni, ragazze che ho avuto io, che ho avuto Turatello. Gianni, No, Gianni. in questo momento abbiamo chiesto 5-10 minuti fa, un quarto d'ora Se fa. lei me lo chiedeva prima, No, gliel'abbiamo chiesto, se conosceva, non so chi gliel'ha chiesto, se Io conosceva le Gianni, ragazze. scusa Gianni. Ce l'aveva delle Gianni, ragazze, però le ragazze che mi Gianni, interessavano. per favore, lascia stare quello che dicono gli avvocati. Io No, ti ho no, io chiesto a sto te, rispondendo a te. avevi un altro sistema per rintracciare questa donna. Tu mi hai detto no. Questa Dica donna no. è stata arrestata insieme a Ma Turatello. non è che ti Ma dici vabbè, tu. d'accordo, c'hai ragione tu, si chiamava Chicca, c'hai ragione tu, va bene, lo giudicheranno loro se... E facciamolo giudicare a loro. Oh, perfetto, andiamo avanti. Allora, volevo chiedere... No, sulla sparatoria mi devi dire, che prima te ne sei andato angole e angole. Mi stavi dicendo, allora la sparatoria... Gianni, no, comincia... Sai che io se Perché vengo qua- Ciccio, tu hai detto Gianni. che era stato ferito gravemente. Gianni. Ciccio ha preso un colpo di pistola a striscio. Questo lo abbiamo letto anche noi sui Gianni. giornali da Napoli, senza stare a Milano. Gianni, E, Presidente, io devo dire una cosa. Siccome l'altra volta è stato detto Turatello era in fin di vita, eccetera, eccetera, io ho detto sempre che non è vero assolutamente. Turatello ha avuto questa sparatoria, ora non so nemmeno se c'era lui. Non so. È stata ferita Sì, alla ma gamba. di striscio, Di striscio non alla so se questa pallottola però c'è entrata dentro o c'è entrata fuori. non ci importa. E la notizia, È stato ferito alla gamba. Presidente, allora io dico... cosa è entrato e fuori? Presidente, senti... Non lo senti, so! Presidente, Se è entrata dentro, io non lo so. Presidente, Scusa. io dico una cosa, e molto probabilmente quando Turatello è entrato... Renato, la se andiamo avanti così gli dico pure che ha messo la notizia in giro che era morto. Ma che cosa Non me è ne che fotte a dobbiamo me? fare- Oh, ma di quello che vuoi tu! E allora? Tu continui a dire fesserie, te ne inventi una a tutti i No, momenti! non me ne invento, vedi che Comunque, ci sono gli Presidente, atti. Aspetta, Chiedo che la Corte voglia acquisire quelle che possono essere state indagini, polizie e carabinieri. Turatello è stato colpito. Mi alzo per farvi vedere, non per dargli addosso, ci mancherebbe altro. È stato colpito alla schiena qui e il proiettile è uscito sotto la scena. Questa era la ferita di Turatello, quella che lui non era in fin di vita. Sì, non era in fin di vita. La proiettile di Presidente, striscio nella gamba. Io Presidente, dico il proiettile mettete a da verbale Turatello che è stato ferito. entrato nella schiena e uscito da sotto la scena. Ecco, fallo mettere a verbale perché domani va a finire dopo che sto proiettile non è Dai, entrato più. finiscila, Gianni. E allora, mettiamo a verbale. Io gli dico, Presidente, che è stato ferito. Gianni. Ora non so se c'è la Gianni, pallottola Gianni. entrata, è uscita, Gianni, qua non lo so. gli avvocati se ne devono andare. Un'ultima domanda e No, poi Presidente, passo ho al pregato il Presidente, siccome io ti devo dire dopo alcune cose, giustamente. Presidente, ma che devo dire? Io me ne devo andare, sono le 4. Ci possiamo vedere ancora. Avvocato Trofino, lei quando esce di qua se ne va beatamente al bar o a casa sua di sua moglie a lavorare, va bene. Io devo andare in un carcere 3 ore e mezzo di furgone. Ora con sto caldo che c'è, se si vuole Gianni, tanto per parlare vabbè, ma così continua parliamo. Guarda che Gianni, c'è qua. Gianni, Perciò- Presidente, no, io non ho Ma voglia... io, avvocato, volevo accettare il Siccome confronto. oltretutto Domani, oggi mi hanno non detto martedì. che io Non è che dico di no. sarei venuto qua, voci anche da lui, ma dagli altri Per la pentiti televisione, delegati. te lo dico esatto. io. E allora dico una cosa, io lo voglio tagliare, io non lo voglio più fare il confronto con lui, lo voglio concludere adesso. no. E c'ho 5 minuti ancora, lo tengo impegnato. Allora dico, Presidente, vede che se no me ne vado. Presidente. Io dopo, se lei non è possibile... Spedigato. A proposito, vedi, ti spiego anche io. Dai, diglielo un po'. Gianni Spedicato. No, Gianni. Pippo Spedicato, tu manco sai che nemmeno chi è Spedicato. Allora non conosco nessuno a Milano. Ma se tu dici Gianni. Hai ragione, no, mi Gianni c'erano 2 a Milano, io e Gianni Scupola. Cioè, Oh, Madonna, che pretese. no, Renato, non fraintendiamo. Sei Cioè, peggio che di Rode, li hai ammazzati tutti Gianni da piccolino. Renato, Comunque, che si conoscevano in quell'ambiente, non... spiega il Presidente. Riguardo la lettera di Spedicato, vi sto dicendo, l'ho detto anche a un processo di Nuoro, di Nuoro, di quando mi hanno chiamato per la storia di Turatello. A me Spedicato, Presidente, non ho mai scritto una lettera. Io non ho ricevuto mai una lettera di Spedicato. Mi è stato contestato che nel carcere di Genova mi abbia arrivato una lettera a me
oppure non so se io gli abbia scritto a lui o lui me l'abbia mandata a me, non so come sta facendo, mi è stata contestata sta lettera. Io questa lettera, Presidente, non l'ho mai avuto. Boh, vabbè, a posto. Spedicato, se l'ho visto, l'ho visto, qualche volta di sfuggito, non so nemmeno chi è spedicato. Vabbè, è inutile, insomma. Cioè, che c'entra sto spedicato? L'ho messa così. È venuto era qua una con battuta. Bianchi a dire che era in possesso di questa lettera. Io ho chiesto, mi sono litigato col Presidente di farmi fare un confronto. Mi ha detto Cimelluso, ma che confronto deve fare? Gianni, lasciamo perdere. L'ultima cosa, e poi ti do la prova, che non conoscevi tu, Ratello, ce l'ho qua, vedi? Dilla, l'avvocato dice che c'ha le prove che allora, forse è innocente. senti una Non cosa, c'è la prova che tu Ratello è senti una innocente. cosa. L'ultima, a parte, per dirti veramente, te l'ho già detto ieri, mi sembrava il caso di ripetere. Cioè, ma se ti rispondo, accetterai il confronto martedì? Come no? Se mi rispondi, guarda, io mi butto con la testa nel cesso. Allora, pulita, inutile che dunque, l'unica cosa che io ti voglio dire, e lo voglio dire anche a loro, perché io te l'ho detto già ieri, la cosa è stata veramente squallida, perché sappi che Pasquale D'Amico ha una bambina che ha 12 anni, sappilo, e non ne ha né 17 né 18. E allora, questo te lo dico spassionatamente, Renato, anche se quell'altro è da ammazzare come più di te. Non è vero, se c'è uno da ammazzare qui dentro dell'aula sei tu. Perché tu hai ammazzato 7 carabinieri, 7 poliziotti e 10 figli di mamma carcerati e detenuti. Perciò non è che dobbiamo fare la carne sopra e maccherone sotto. Cioè all'incontrario se deve andare a finire. Allora, tu sei un killer spietato, hai ucciso bambini, hai ucciso carabinieri, hai ucciso poliziotti, hai ferito magistrati. Fammi zitto, Presidente. Come io sarei quello da ammazzare. Io collaboro con la giustizia e lui ammazza i poliziotti e io sono da ammazzare. Lei mi dice zitto, Melluso. era una battuta, già. Presidente, quello ha ucciso un sacco di persone, ha ammazzato un ragazzo di nome Loi, un bambino di 18 anni, 20 anni, solo perché ha scritto una cartolina brutta. E porca miseria, che sua mamma l'ho visto io con le lacrime così agli occhi. Li ha ammessi questi diritti. Serve. Ammessi, che bravo, oggi ho fatto le mani io. Ammessi. Gianni, scusa, posso? L'ultima No, domanda. lui dice che io- Presidente, lui dice che io sono da ammazzare e lei non se ne sbatte proprio. Lui mi dice, No, Melluso stai Gianni, zitto. Gianni, dai, è stata una battuta. Guardi, ti devo chiedere scusa, Gianni. Dovresti essere ammazzato prima tu, poi io. Presidente, Gianni. io non devo essere ammazzato in niente. Gianni. Io se devo essere solo ammazzato, sai perché devo essere ammazzato? Perché mi sono pentito. Mi sono schifato di essere pentito. Gianni. Presidente, Gianni. il procuratore aveva ragione. Gianni. Non Gianni, c'è nessuno che si interessa a sto fenomeno di pentiti. Gianni, però Non Gianni. è vero! Ma Vedete che la mia famiglia è buttata a strada e strada, dice non è vero. Gianni, ma me ne devo andare, scusa, questo qua è un problema, insomma, No. tuo, non è che puoi coinvolgere me. Renato, se tu mi Non è- dici che io sono da uccidere, dico il procuratore c'ha allora ragione Su, Gianni, a dire Gianni, dobbiamo indagare Gianni, perché nessuno mi momento, tuteli. Presidente, no, io non voglio cioè a questo punto a buttare un'altra scintilla per farlo schiattare No, io non sono mi stato costerebbe niente. Renato, Però io ti non parlo lo solo voglio con la questo. bocca, Sì, stai tranquillo. Gianni, allora ti dico, tu stesso, visto che io ti ho fatto questa battuta, tu stesso mi hai detto, Renato, mi rendo conto che io per te sia uno da ammazzare, me l'hai detto lei. Come no? Allora, basta. Ma a livello perché Allora io ti sono dico- che i carabinieri, con i giudici, con lo Stato, ma non a livello perché io ho fatto qualcosa che merito di essere ammazzato, perché per te e per tutti. E allora perché? E anche per gli avvocati, te lo dico io. Sono un infame, sono un delatore. Gianni, vogliamo. Avvocato. Vabbè, Avvocato. Io sono sempre un pentito, avvocato Trofini, lei lo sa che lo rispetto. Gianni, Perciò, Gianni, e si considera da Gianni, ucciderlo su Gianni, pentito. Senta, si sbaglia Gianni, Melluso, gli Gianni, avvocati Gianni, hanno una mettere, concezione Gianni, molto Gianni, civile di questi fenomeni, molto Gianni. civile. Ma lei, se mi Riescono- potrebbe... Gianni, Avvocato, io non ci... Riusciamo a capire anche i Gianni. cosiddetti pentiti Ma anche parla quando con me, mettono compro tu stai facendo me, non è mica con Coppola, è per Avvocato, avvocato, io gli dico soltanto una cosa, è giusto, però è l'ultima cosa che devo dire. Aspetta Renato, avvocato, se lei potrebbe fare squagliare Gianni Melluso, lo farebbe squagliare così. Lei si sbaglia. Se come Invece Gianni noi lo Melluso, vogliamo vivo, vitale, Presidente, vitale e Gianni, logorroico. se Noi come vogliamo Gianni Melluso- Melluso che parli e parli sempre. No, chiedo scusa, Questo vogliamo. Ecco, siccome Gianni Melluso è quel personaggio che per voi avvocati è il punto più forte di tutta l'accusa, finché che arriva Gianni, qualche amico... proprio per questo noi No, vogliamo Gianni, per favore. No, ci stavo rispondendo. Cos'è, ma dammi a retta una cosa, i confronti li stai facendo con me. Parentesi.
Oh, Presidente, l'ultima io cosa, rispondo, Gianni. però lei mi ha detto che martedì... Gianni, tutto quello che vuoi, io sono Non è stato consigliere che dopo non succede... Gianni, l'ultima La cosa. prova, io voglio la prova che mi dice che Tortora è innocente. Cioè che Turatello non... Allora, Ah, non ce ne a può. parte- Allora, dimmi la fatta di dunque, Tortora. c'era una cosa che ti volevo dire, questo qua era più che altro diretta ai magistrati, no? Sono i 4 un quarto. Allora dico, vabbè, se ti metti lì a fare i commenti mi fa piacere parlare con l'avvocato, allora io dico, rispondo. primo, se si è sempre parlato qua dei ricatti che sono stati fatti dai... Gianni, per favore. No, parla, scusa. Quando parlavi tu ti stavo... Hai ragione. Ecco. Dico, Stavo quando guardando sono l'amico stati mio fatti- Pantico. quando sono stati fatti i ricatti, cioè si è parlato qua di ricatti per quelli che potevano essere i ricatti dai giudici ai pentiti. Non parlare di giudice. No. Renato. Aspetta, Gianni, per Per favore, favore. finiscila. Dice, sì, Lascia che mi riprenda il presidente almeno. Renato, scusa, Renato, ti prego, non parlerò più. Renato, non parlerò più. Presidente, me lo stavo dimenticando. Presidente, dopo non parlerò più. Se no me lo dimentico, non c'entra niente con Renato che dopo tutto... scusa, me lo dimentico! Voglio dire soltanto una cosa, me lo permetta però. Prima è venuto Catapano, volevo dire che lui c'ha, mettetelo a verbale, un astio enorme col giudice Fontana e col giudice Di Pietro perché gli avevano, ho detto già formalmente, gli avevano quasi detto una volta che gli davano la libertà provvisoria. Dopo sta libertà provvisoria non è stata più data. Come? No, Presidente, quando è stato aveva ricevuto il mandato di cattura Catapano, Renato, scusa un attimo, ti rispondo su, perché è importante... È una parentesi. Scusa, non mi interessa, me si fa... No, è importantissimo. No, ma interessano a noi, scusi. Ecco, interessa, aiuterò anche io l'avvocato, non ti preoccupare. Volevo dire che lui ha avuto questo mandato di cattura per camorra dal giudice Di Pietro, Fontana non lo so. E allora mi diceva che il giudice Fontana gli aveva quasi assicurato che gli dava la libertà provvisoria e lo faceva uscire. Non appena il giudice, forse Fontana, intelligentemente ha vagliato bene gli atti e ha rifiutato questa libertà provvisoria, Presidente, era successo il finimondo in quel carcere di Campobasso. E per questo mi ha detto a me sul ragazzo Catapano, che dopo è un bravo ragazzo, mi dispiace come si scaglia così contro di me, di lui non posso dire niente, non so il motivo. Ha avuto questo assio e mi ha detto ti faccio vedere quello che mi hanno truffato, sti giudici, mi hanno girato, mi hanno fatto pentire, mi hanno fatto dire tutta la verità e ora mi hanno abbandonato. Non appena possibile anch'io non mi dimostrerò più... Dopo è successo questo, il Presidente, io vi voglio dire soltanto una cosa, credetemi, c'è un complotto... Ma Gianni, ma c'è Renato, questa cosa? scusa, no, e dopo ti rispondo a te. C'è un complotto, Presidente Rocco, contro lo Stato da parte di alcuni pentiti. Presidente, mettetelo a verbale, ve lo giuro, complotto enorme. È vero, Presidente, è vero. Renato, dai, va bene. No, è importante perché qui ognuno può venire a dire come quello è venuto a dire. Dice, Ma stai facendo i confronti con un me? attimo, ti prego, ti ho detto scusa pure. Come l'avete saputo? Chi ve l'ha detto questa parte Presidente. della promessa, dell'impegno? Lui. O di questo fatto? Stu ragazzo Catapano, quello che ha detto, è verissimo. Io con Catapano eravamo così. Ma ve l'ha detto stesso Catapano? Sì. Ve l'ha detto stesso Catapano? Sì, Catapano mi ha detto a me, Gianni, sto uscendo che mi danno la libertà provvisoria. Ero io presente, non quando me l'ha detto il giudice, era nella caserma Pastrengo con me. Mi è venuto, dice Gianni, mi ha chiamato il colonnello Candida, il giudice Fontana, il giudice Di Pietro e mi hanno assicurato che molto presto mi fanno danno la libertà provvisoria. Ora, Presidente, io non so se un magistrato del genere lo chiamava dicendoci queste cose perché non ci credo, vi dico la verità. Però vi garantisco una cosa, Presidente, veda che c'è in atto un complotto contro l'istituzione, contro i magistrati, contro lo Stato, che non si sta capendo più niente. Io, scusa un attimo, Pantico, scusa, ve lo giuro Presidente, quello che sto vedendo io, lei forse da fuori, o l'avvocato, e ci do ragione, ognuno che viene qua, Presidente Mellusa mi ha detto che Tortora è innocente, Presidente Mellusa... va bene, è facile. Io vi dico soltanto una cosa, Presidente. Lei è stata intelligente l'altra volta quando ha letto la lettera del Procuratore Generale. Io ho scritto al Ministro di Grazia e Giustizia 3-4 mesi prima che c'era sto complotto. Ancora non c'era nemmeno l'appello. Io non sapevo che tutto questo succedeva. È successo. C'è un complotto, soprattutto, signor Presidente, contro il giudice Fontana, il giudice Mancuso, il giudice Di Pietro, il giudice Di Persia e soprattutto col consigliere Farina
e il giudice Cedrangolo. C'è una montatura, perché dicono che accusando Tortora la legge dei pentiti non uscirà più. E allora hanno deciso, i magistrati ci hanno abbandonato, ci hanno fatto accusare un personaggio così importante e noi sai che facciamo? Diciamo che ce l'hanno detto loro e non se ne parla più. E volevano coinvolgere me, perché come diceva l'avvocato, fare cadere Basta Gianni, Renato, è non parlo. Cristo. Presidente, Pietà. fare cadere dopo Gianni Mellusi. Pietà, E allora state loro, vedendo. Presidente, volevano l'aiuto mio, perché se io lo dicevo io, che ero l'accusatore diretto, a me me l'ha detto Gianni. lei, che Tortora è innocente, la cosa era molto credibile. Ma se lo dice lui, che può dire? Melluso mi ha detto che Tortora è innocente. Gianni. Invece io potrei dire, ma l'ha Gianni. detto il procuratore generale, quando non è verissimo. Io vi prego di mettere queste cose a verbale, Presidente. solo a verbale, Gianni, Il procuratore tu. generale è meglio che fa un'indagine, c'è un complotto, una cosa enorme. Vabbè, abbiamo capito. Va bene, Gianni, Però già c'è stato l'accenno nella lettera che avete scritto. Gianni, no. Allora, dico una Avvocato cosa. Trofino, Per favore, adesso va con l'avvocato Trofino. Ma no, voi, ma i confronti vi sono garantisco che il Facciamo procuratore finire Cedrangolo Porco è no. stato mandato via ufficialmente per altre cretinate. Allora Gianni, dai retta a me per far finiscila. Cazzo, adesso hai fatto. Procuratore. Ancora, no, un'altra volta, con me devi parlare. Che sono anche amici, ci sono anch'io tradotto in italiano. Dico, con me devi parlare. Allora, dico, Parlerò visto con te. che parli di complotti, conosci il giudice Montoni di Milano? Non l'ho mai visto. Conosco il giudice Di Maggio, che è meglio che non lo conosco più. Conosci? Io non conosco il giudice. Senti, conosci il giudice Montoni? Presidente. No, ti Devo chiedo, rispondere al sì giudice o no? Devo rispondere, ma io Sì non posso dire o sì no? Io non ti posso dire Lo sì o conosci, no. no? Io ti devo dare una spiegazione. Io non sono San Filippo, sì lo conosco, sì non lo conosco. Altrimenti ti fa comodo. Voglio dire soltanto, Presidente, che il giudice che parla questo signore... Prima mi chiamavi Renato, mo questo signore. No, Renato, no. no, in No, modo grazie. in modo Ma amichevole l'ho detto, non in modo ironico. Il giudice Montone, o l'altro giudice che parla di Maggio, sono dei bravissimi magistrati, perché io non ho incontrato mai magistrati, però Presidente, non vorrei peccare, io sono stato interrogato dal giudice Di Maggio in modo squallido. Presidente, io voglio che lei metta a verbale. Va bene, che il giudice- Gianni, Renato, a Di Maggio, stiamo parlando del giudice Montoni. Il giudice Montoni. Ma c'ha attinenza a queste cose! Che deve essere al senso unico. È logico, c'ha attinenza, te lo dico perché c'entra Tortora pure qui. Sì, te lo dico io. Io ho fatto dei verbali, già è inutile che lo dico ora. Di maggio avete detto. Io ho scritto alla procura, ho detto ma lei dove mi ha mandato? Il procuratore Cedrangolo, a Milano in mano del giudice Di Maggio che voleva sapere, ma sti magistrati di Napoli che stanno facendo? Sono impazziti. Ci ho detto uno che è impazzito è lei qui. E guarda caso, sto giudice Di Maggio, prima di essere magistrato, lavorava dell'avvocato del Lavallo Senti, Gianni, vedi che io non mi parlo i fatti. Senti Gianni, Presidente, si io verbalizzi tutto ti questo. ho fatto una domanda, Si Gianni. verbalizzi tutto Tu, questo. Presidente, Gianni, prego di verbalizzare come dice Gianni, l'avvocato. Prego. Gianni, io è quello che vorrei. Però questo non vuol dire che è un Lasciamo cattivo perdere magistrato, ah. la tua polemica, Per l'amor di Dio. la tua polemica, o meglio, la vostra polemica di pentiti, No. che qua ci sono le varie procure che usando voi come armi si stanno facendo la guerra. Santa Maria Capovetere contro Napoli, Napoli contro Santa Maria. State non è facendo vero. vi Ma stanno non è usando per vero. fare la cosa più Ma non è squallida che- vero. Comunque, a me Io personalmente- conosco il giudice scolastico. Gianni, a me io- non mi ha detto ancora, mai niente. ma che me ne fotte a me del giudice E allora scolastico? perché Con parli tutto il di Santa rispetto? Maria? Sto Napoli? dicendo, il giudice Montoni, lo conosci? No. Oh, ti è mai capitato di avere a che fare col giudice Montoni? Non lo conosce proprio. Non lo conosco. Non lo conosce proprio. Presidente, c'è un motivo se dico così, io non sono scemo. Tranne se mi ha interrogato qualche volta io non so che si chiama Hai mai avuto a Montone. che fare col giudice Montoni, ti chiedo? Non posso studiare. Allora, Renato, io non so chi è questo Montone, Ah, tranne vediamo questo. che mi ha interrogato a me qualche volta che non so che si chiamava Montone. Perfetto, Non posso quindi escluderlo. non sai tu, che, cioè questo Montoni, cioè per L'ho te... sentito Montone. Oh, perfetto. Però Allora, non so se Presidente- mi ha interrogato mai 10 anni fa, 5 anni fa. No, va bene, non si sta dicendo di Ah, questo. allora no. Presidente, io faccio presente un'altra cosa. Il giudice Montoni è quello che procede a Milano, diciamo quello che ha interrogato quel Epaminonda stamattina. Ah, è vero, come? Oh. Il giudice Montoni ha gli imputati, che mi spiace oggi non c'è nessuno dei due, comunque Andraus e Nino Faro,
è andato a interrogarli ad Ariano Irpino. E vabbè, a parte degli apprezzamenti che non so, che diciamo sulla magistratura napoletana, tra virgolette, non voglio entrare in particolari, poi non mi interessa. No, facciamo tutta allusione qua, magistratura napoletana. Allora entro in particolare. Entra in particolare, entra. Presidente, procuratore generale, io entro in particolare. Entra. Allora, i due imputati, Andraus e Faro, vanno dal giudice Montoni, non ricordo quanto, comunque interrogatori non ne hanno fatti 107 come Gianni Melluso, quindi si può rintracciare alla svelta. E dicono e vengono accusati praticamente da Epaminonda, tra gli altri, e altra gente, che loro erano quelli che facevano parte diciamo di una certa organizzazione mafiosa e quindi non camorristica all'interno delle carceri, avevano determinate, al che quando dice ma chi è che dice questo, chi è che non dice questo, dice ma a un bel momento il giudice dice senta, perché Andraus gli risponde, dice senta, dice io per cause, dice perché non viene a dire queste cose a Napoli? Ma che c'entra con me? Te lo dico subito! Te lo dico subito perché! Gianni, non fare il furbo, stai calmo! Hai parlato fino adesso con loro, io sto parlando almeno con la corte. Ma tu devi parlare con me! Allora, dico, il giudice Montoni dice, Andraus si difende in questi termini, dice ma senta, se lei dice queste cose, che io faccio parte della mafia, che oltretutto sarebbe collegata ai Bardellino e quindi contro la NCO, lei giudice perché non viene a dirlo a Napoli? Almeno mi scagionano subito, dimostrerebbero, sarebbe la prova provata che io non ho niente a che fare con la NCO. E lui ha detto, dice perché lì io sono dentro per l'accusa magari di qualche pazzo, dice, questo lo dice Andraus, al che il giudice Montoni risponde a lui dicendo, dice noi a Milano stiamo facendo le cose in maniera estremamente seria, forse anche bruciati dall'esperienza napoletana, noi vogliamo evitare errori di sorta. Non è vero. Tanto è vero, stai zitto! Non ci credo che stai zitto! Tanto è vero che Melluso mi ha mandato 30 telegrammi e 30 lettere e non l'ho neanche mai chiamato. Presidente, allora parole del giudice Montoni. Aspetta, Presidente, metta verbale che io ho scritto al giudice Montoni. Perfetto, Faccia subito un programma, perché se Montoni l'ha detto è più bugiardo di lui, anche se è giudice, glielo dico chiaro. Se l'ha detto. Se non l'ha detto, questo vi sta riempendo di chiacchiere. Va bene. Allora, non l'ho mai scritto a Montoni. Che gli è stato riferito. Vabbè, ma è facile dire così, Presidente. E viene Catapano, dice Melluso me l'ha detto. No, l'amico Melluso me l'ha detto. Viene lui, quello me l'ha detto. Ma possiamo andare avanti così, Presidente. Però desidero che completi quelle che no, ha detto. Niente, ho detto, in questi termini, noi a Milano stiamo, sta verbalizzando? Devo andare più piano, cosa devo fare? Se vai più piano così verbalizza. No, ma ha detto pure un'altra cosa prima, ha detto a parte dei commenti che il giudice Montoni ha fatto sulla magistratura napoletana, io l'ho invitato a spiegare quali erano questi commenti. Il commento era solo ed esclusivamente questo, a me riportato dall'Andraus, dicendo noi... No, l'ha detto sui pentiti, avvocato! Non deve intervenire nessuno, Presidente! L'ha detto sui pentiti, avvocato Trofini, non sui giudici, ha detto non sono i pentiti napoletani, ce l'ho io conservato, avvocato! C'è Borsalino, l'ha detto! Dunque, allora, io ripeto, le affermazioni del giudice Montoni a Andraus e Faro è stata quella di dire noi non siamo qua, non vogliamo, non siamo a Napoli, noi negli stessi errori della magistratura napoletana non li possiamo mai commettere. Primo perché visto che vogliamo andare in particolari, l'istruttoria è stata estremamente seria e abbiamo cercato riscontri a tutte le affermazioni di ogni pentito, anche diciamo quello che tra virgolette potrebbe essere più credibile. A questo aggiunge, tanto è vero che il pentito della NCO, cioè che è nella NCO, che è in questo processo, Gianni Melluso, ha fatto a me
E allora mettiamola per bene. 30 questo. lettere e 30 telegrammi. No, guarda, Gianni... Come no? Non è vero più. Ah, sì, è scritto. A Allora, posto. speriamo che chiamano il giudice Montone. No, vabbè, ma per te sarebbe... E vedrai se il giudice Montone dice queste cose. Basta, va bene, a posto. Allora, Gianni... Allora io devo dire una cosa. Una scusa. co- E fammi parlare pure a me, sanno la miseria. A Napoli dicono così. Presidente, sa perché si riferisce al giudice Montone? Perché c'ha ragione, di quello che dice ha ragione, a modo suo. Siccome il giudice Montone lavora quasi in coppia col giudice Di Maggio, Allora il giudice... lo conosce. Come? Allora lo conosce. Il giu- Ma allora lo conosce. Allora hai scritto Di Maggio? Scusa. Hai scritto Di Maggio tu? Scusa! Hai scritto Di Maggio? No, qui sta scrivendo tutto, cancelliere, non cominciamo a cambiare le No, cose. dico, se non hai scritto di parlare con Montoni, hai scritto per parlare con Di Maggio? È questa la Che ti domanda. interessa? Tu mi hai detto che il giudice Montone ha detto che io ci ho scritto 30 telegrammi e 30 lettere. Chiamiamo sul giudice Montone allora. e vediamo se io non te lo tiro in faccia dopo, se ha detto queste cose. Sì, Se ha detto queste cose. La Io domanda ti è sto- quest'altra, non è che questi 30 cartoline e 30 l'hanno fatta al giudice Di Maggio anziché al giudice Presidente, Montone. consigliere. Cioè quello voleva dire... È logico, ora si è capita che voleva dire quello, l'abbiamo capito tutta ora. Allora rispondi! Consigliere, vedendo che è andata bruciata di qui, dicevo, Guarda, la giro da qua. A me mi fa... Lei Vabbè, giustamente a posto, toglie l'occasione per dirla, no? Presidente, non ho detto niente, abbiamo scherzato. No, no, che Se Renato, fate conoscevi parlare. Turatello, ma ti provo che tu non avrai conosciuto un cazzo di nessuno. Allora, provalo. 3 ore, ti aspetto, Allora provalo. dico, No, Turatello, no, tu l'hai conosciuto nel 1974-75, giusto? Provalo. Aspetta. Ah vai Renato, questo Allora, Turatello. stai zitto. Una lettera che io ho scritto a Renato. No. Questo è un rapporto dei carabinieri. E prendiamo. È un modello Z. Ma come tutto Sai questo cos'è? mi sembrava chissà che Sai cosa. cos'è un modello Z? L'avvocato dice che hanno le Sai prove che cos'è? Sordo è innocente. Porca puttana. Tu dici che io c'hai le prove. Ti All'ultimo. faccio parlare, Sei parlare. proprio un puffoncello, Faccia parlare. Ma io dove- non ma la parola ho capito è che devo far adesso. parlare. Faccia parlare. Grazie, procuratore. Dunque, sai che cos'è un modello Z? Che ne so io che sono modello Z io. Eh? Che sono un Lei che ha poliziotto. fatto? Lei da 3 ore sta dicendo... Ecco, dille No, perché prima... Vabbè, va. Perché questo qua sarebbe un confronto a suo favore. Io Sì, che sono qua fatto, più... lei E sta allora, dicendo ma tutto non... quello che vuole. Allora, dico, Renato, Turatello aveva fino al 1977 un tatuaggio sulla mano sinistra, grosso così. E che vuoi da me? Qua! Cosa raffigurava questo tatuaggio? C'è un modello Z dei carabinieri che ne parla. Sentiamo. Queste di qua. Allora, lui, Silenzio. 1977 marzo, viene arrestato. Questo tatuaggio non c'è più. Non c'è più perché, mentre è stato ferito, quando dico io, lui ha fatto dei lavaggi laser e si è tolto questo tatuaggio. Però, tu parlare. l'hai conosciuto nel 74 e Fammi 75. parlare. Che cazzo di tatuaggio aveva qua? Ora fammi parlare. Sì. Adesso, Sentiamo qui. Mi credi Renato? Se io ero un avvocato, un giornalista, mi alzavo e me ne andavo. Mi sembrava, credimi, se io ero uno di loro. Chi era? Che tatuaggio aveva qua? Fammi parlare. Grosso così l'aveva. Se io Aveva un animale, ti aiuto io. Fammi parlare. Silenzio. Se io ti ho detto ero uno del pubblico, ti giuro che mi sarei impaurito. Sai che cosa c'è in mano? All'ultimo mi viene un foglio giornale, modello Z. Non è un rapporto dei carabinieri. I carabinieri. E che cosa vuoi da Carabinieri me? di Milano. Ma da me che cosa vuoi se sono carabinieri o se sono poliziotti? Che vuol Io voglio dire? sapere un'altra cosa, che tatuaggio... che era sulla mano. Presidente che e consigliere. rappresentante? Lei 6 volte parlo con lei, dice devo parlare con il È lo Presidente. stesso. Presidente, volevo dire, cioè insomma sto tatuaggio la dovrebbe avere... Aveva un tatuaggio. No, glielo rispiego, Presidente, un momento. Aveva. Avvocati, non mi segnate. ma non io- suggerisca nulla, allora, però. non mi suggerite niente, per favore. Presidente, un momento. Presidente, faccia posso? parlare. Posso finire? La faccia Posso finire? No, non è completa la mia domanda. Però Allora, martedì dobbiamo essere qua, non è che dopo... no, sì, dico. Turatello Francesco aveva un tatuaggio qua sulla mano, fatto da minorenne, dal carcere dei minorenni. Questo tatuaggio gli è stato rifatto nel 1968-69 a Milano perché era fatto piuttosto male e gli è stato fatto la medesima immagine abbellita e in più è stata colorata. Un momento, Presidente, per favore. Gli sono stati messi dei colori, tant'è vero che, giornali alla mano, quando si parlava di
l'uomo e parlavano di questo tatuaggio, cioè quando parlavano di Turatello, tanto è vero che Turatello è diventato adulto, diciamo, e quindi sapendo che poteva essere... Sì, ma la conclusione, vai, porca miseria. Che tatuaggio aveva? Fammi rispondere, inutile che parli sempre tu. Perché questo, sai chi te l'ha detto, sta facendo questo tatuaggio, te lo dico io, tu nemmeno tu lo sapevi. Te l'ha detto qualcuno per... Che tatuaggio aveva sulla mano? Ti rispondo. Innanzitutto, Melluso, mano sinistra o mano destra? Quale sinistra e mano destra? Ma te l'ha detto sta mano destra e mano sinistra e tatuaggio? Lui sta parlando, ora rispondo io. Io, Presidente, di tatuaggi che lui dice averle sui dita, dove aveva su qua, sulla... Dica, parli lei. Questo tatuaggio, io, Presidente, non ci ho fatto né mai caso, anzi metta a verbale, che da parte mia io non ho visto mai sto tatuaggio. Ora, se per tatuaggio l'aveva qui, e così perlomeno... non so dove intende lui, allora, dove intende tu? Io ripeto. Ma dove intende il tatuaggio? Te l'ho detto. Qua o qua? Non l'hai Presidente, viste chiuse? io forse non mi... No, io nemmeno io l'ho capito, no il Presidente. Ah, non hai capito. Nemmeno io l'ho capito. Allora, Fate una domanda, non l'ho fate una visto mai. risposta, chiuso, che oh. No, Allora- al procuratore volevo sapere dove l'aveva, perché lui Ma dice non ha qua. importanza, l'ha detto che non l'ha visto mai, punto e basta. Che il stiamo tatuaggio di Turatello. Ma tranne se l'abbia fatto fare lui, io non lo so, Come Cioè no? io non l'ho mai visto su tatuaggio. questo- E dopo se- Allora dico, se tu non hai visto questo tatuaggio, il tatuaggio era fatto fin da bambino, no? E allora dico, allora? nel 1977, quando lui oltretutto tu avresti dovuto conoscerlo nel carcere di Cuneo, aveva E allora? una... Ti dimostro che l'ho Aspetta, conosciuto anche fuori, aspetta, ora. Aspetta, aveva, E aspettiamo. diciamo, una bruciatura. Diciamo una bruciatura perché la cancellazione al laser Renato aveva dice creato... che aveva un tatuaggio, ora aveva la bruciatura. No, non con me il gioco delle tre carte non si fa. Hai detto che aveva un tatuaggio Ti fino ho al detto 77. fino al marzo 1977, quando lui entra in carcere, lui ha un tatuaggio fino a prima di entrare nel 77, ha un tatuaggio. Cioè, in carcere c'è il tatuaggio e se l'ha bruciato. No, in carcere lui è venuto senza tatuaggio, Renato, perché non sto quando è capendo stato ferito da Vallanzasca si è cancellato anche questo E tatuaggio. allora facciamo una cosa. Allora dico, primo, oltretutto Turatello Francesco a Milano era anche conosciuto come Francis dai guanti bianchi. Non è vero. E c'è- Stai dicendo una bugia enorme. Non è vero assolutamente. Ah, vabbè, insomma, dammi- Turatello era conosciuto come faccia d'angelo e basta. Allora, dico, Presidente, io a queste qua lasciamo perdere quello che dice lui. Io dico, voi Nel potete muso lasciamo controllare. sempre perdere. No, Eh, io vabbè, dico, dice tu. io ti ho detto che portavo la prova. Tu Come mi hai detto, l'avvocato, l'ha detto tu stai dicendo che lui non aveva tatuaggi. Basta, è chiuso lì il discorso. È chiuso lì, non c'è più Non niente ho da dire. detto che non aveva tatuaggi. Posso inserire una domanda? Ma lei Il porta tatuaggio tatuaggi, sulla lei? mano. Lei, signor Melluso, porta tatuaggi? Ma avvocato, No, lei... questo Scusi. a questo scopo glielo dico. Chi porta i tatuaggi è portato a notare i tatuaggi sul corpo giusto. Ecco, quindi risponda a questa domanda. Lei porta tatuaggi? Ma mi sembra una domanda impertinente, avvocato. Mi risponda a questa domanda. Ma ce l'ho dei tatuaggi? Ce l'hai i tatuaggi, a verbale? Ce l'ho, Boh, Presidente, io dico una cosa. Perché ho parlato del tatuaggio sulla mano e non ho parlato del, scusando il termine, che poteva avere la mosca in una parte talmente intima del corpo che lui poteva dirmi, ma Renato, ma io questo mica ci sono stato a letto assieme. Allora, io dico, e oltretutto... Chissà se ci sono stato, che ne sai? non con lui, vediamo. Questo è un'affermazione gratuita che oltretutto... Forse era facile che ti rispondevo quello che mi dicevi ora. Ulteriormente offende la memoria di Turatello, perché Turatello con te non poteva neanche stare a 10 metri. Perché poteva stare Quindi, vicino? in ogni caso... Cioè è andato a io- finire io ti che ho detto- io, che tu eri un povero drogato fuori, doveva stare vicino a te. Ma non E con vicino- me non ci doveva stare. non vicino a me. Renato, io prima di arrestarmi, te lo dico chiaro chiaro, quando ero fuori, Guarda, mi impressiono tutto. no, non ti impressionare, non sono un violento, non sono mai No, stato mi un violento. impressiono per quello che mi Ti dici. dico soltanto una cosa, ci sono in carcere i fratelli Mirabella che erano intimi amici di Turatello, ci sono ancora Gianni Scupera e tanta altra gente. Io, Renato, quando avevo 18, 19 anni, 20 anni,
se tu mi facevi solo tanto una cosa... Oh mamma mia, per carità, Renato, non vorrei impressionare no, che la cosa... non voglio Lascia impressionare stare. nessuno. Io ti sto dicendo... Tu stai dicendo io ti che sto Turatello dicendo. mi stava a 10 metri lontano. Turatello. Io ti dico che ti prendevo a Io Turatello ti- e te lo facevo mangiare se Io parlate, ti per dire. dicevo, io ti dico semplicemente che Turatello, io ti dico, Presidente, scusi, mi stava a 10 metri Presidente, lontano. Presidente, sì, perché non avresti Come potuto no, parlare. Presidente, ma voi non le capite, Tu a Trani sei andato, Capito? ma Voleva dire che tu Turatello sei mi andato. stava a 10 metri per dire che No, era non ti stava, no, non hai capito, Gianni, non hai capito che lui sta, no, lui ti teneva a 10 metri, è diverso. Cioè, che intendi? Fammelo Che capire. ti teneva a 10 Che metri io qua perché sono tu non ignorante. potevi neanche permetterti di rivolgergli la parola. A Turatello? Sì, te lo dico io. Ma Comunque, la Zasca ci vuole togliere quest'incubo, ci vuole dare ecco, un modello no, nuovo. un momento. Allora, dico, Renato, ti posso dire una cosa? se... Le persone che ho conosciuto io da giovane... Mamma mia, ma che ci interessa, no? Da giovane! Ma hai detto che hai conosciuto Tortora, e che cazzo mi Ma rappresenta? Tortora chi era? Nessuno. Tortora ancora Senti, tanto, sai ti perché sto qua dicendo- Renato, Presidente, gli dica per favore, fatelo parlare. ma che risposta si devo dare? Ecco, ma se tu mi dici che devi stare 10 metri lontano, io ti dico che No, ci potevi stare Tortora... tutto assieme, va bene, finisci. Renato, Finisci la risposta. Tortora non era nessuno, in quel periodo che ti dico io, era un povero Cristo come ero io. Chi era su Tortora e Tortora? Gianni, finiscila lì, per favore, ti ho detto. Ora è diventato un personaggio, allora è diventato meglio non conoscerlo. Forse grazie a Mellusi. Gianni, allora dico, Non era offensivo nei nostri confronti. io- Non era offensivo nei Presidente, nostri confronti. questo è un volba... c'ha i peli dentro lo stomaco, non fuori. hai capito sì che io non sono Tortora, l'hai capito sì? Ma lo Hai so! capito che io ti avevo detto che la carota te l'avrei messa in culo qui, l'hai capito? Ma sì? dove la stai mettendo sta carota? Comunque, Anzi ti dico una cosa, Renato. Comunque. Vedi che Tortora, che tu lo fai con Comunque. il santarellino su Tortora. non me ne frega niente di Tortora. Non è vero, Renato. Io so per certo. Tu stai facendo che tu- questo per difendere Tortora e tu te ne batti le scatole, te ne sbatti di Turatello, di chi ci sta a dire. Stai facendo questo soprattutto tu per aiutare la difesa di Tortora, te lo dico io. Permettimelo, non senti, offenderlo, ma non scusi, senza offesa. senti, ma mi Per hanno- aiutare in modo morale può anche darsi, non perché te lo dice l'avvocato. Bene, bene, questo mi fa molto piacere, In preso modo atto del fatto moralmente, che cioè forse lei può abbia aiutare. detto per ragioni morali. Mi Morale. fa molto piacere di questa confessione Sì. che lei sta facendo in Forse quest'aula. tu vuoi aiutare Questa è una l'avvocato. vera confessione. Sei stupido Gianni. E mi complimento con Comunque, lei. va bene, Belluto, Ma mi scusa, complimento lasciamo con lei. Ma se io non sarei pentito e No, se va ci bene. sarebbe l'avvocato Coppola che difende Ha riso il presidente, a un ha riso- camorrista, io me ne vado con l'avvocato Coppola, cerco di Senti, aiutarlo. Gianni, scusa, io è questo che ti volevo chiedere. Per concludere la domanda, poi Presidente, tu... martedì non faccia che non mi chiama perché l'ha promesso. Mamma mia, Con lui. facciamo un bordello, eh? No, senza bordello. Comunque, Ti dopo sì. ti rispondo io che tu non eri nessuno a Milano e ti rispondo io chi eri tu. Melluso, Cosa ma facevi, questa a chi frequentavi e chi erano i tuoi amici. Dopo te lo dico io. Belluso, questo Gianni, martedì, questo Gianni. prossimo numero. Adesso Ti dico pure chi era la tua ragazza. Porco puttana madonna! Che l'ha avuto io la tua ragazza, Prima di Barbara. tutto- sì. Dopo ti dico chi era. Barbara. Ma chi vuoi rovinare qualche altro? Io Barbara Io non no. E allora Mi finisci. dispiace che ho rovinato solo Tortora. Barbara è la storia della Kitty, è la storia della cacca, tu te ne inventi uno Allora, ogni minuto. ti dico che di Comunque, Barbara senti, ti do nome sto e cognome. dicendo, Belluso. ma non me ne fotte niente. No, ti do il cognome. E non ci Ma accuso questo non niente. interessa Senti, alla Corte. ti ho perché detto, cosa importa ti la sto Corte? dicendo. Renato, l'avvocato dice Ti che sto questo non dicendo. interessa. Mi Interessa vuoi quello, far quello finire che la dici tu interessa. Certo. Perché difende giustamente Certo. la persona. Quello che dico io non Gianni, è. tu se ancora avevi Gianni, se tu ancora ti dovevi qualificare per qualcosa, l'hai finito di fare oggi. Se ancora, oggi come oggi, tu entri in un'aula e gli dici mi chiamo Gianni Melluso, non ti credono È più. vero, hai ragione. Allora, te lo dico io. allora va. Te lo Ti dico sto io, finendo hai di ragione. dire. A Possiamo posto, sentire questo mi l'ultima domanda, era per sufficiente, favore. questa era la famosa carota di cui parlavi. Ecco, però ti dico una cosa, sono andato a Gianni. 6 processi, no questo me lo lascia Gianni. dire, Presidente. No, lui, Vallanzani. me ne vado. Vallanzani. Me ne vado io, avvocato Giofini. Presidente, lui dice che se io entro dentro un'aula... Presidente, Ho sentito questa allora gli rispondo che sono andato in 6 aula di giustizia. Presidente, sono stati
tutto quello che ho detto io, già una volta il consigliere mi ha detto dobbiamo stabilire l'attendibilità. La mia attendibilità è stata dimostrata prima a Napoli, dopo a Cuneo, dopo a Trapani, dopo a Palermo, che deve A dimostrare... Napoli non ancora, a Napoli non ancora. A per Napoli in fortuna. primo grado, dico Per io, no, fortuna non ora c'è la ancora, Corte. quindi non ancora. Allora, a Napoli in primo grado. La domanda che ce ne Le dobbiamo ultime andare. parole, Sì. perché ce lo dobbiamo andare. Sono 5 minuti. Ci vuole fare dare sto foglio che dice. Senti Gianni, no, aspetta un momento, aspetta, stai calmo. Qua ci siete venuti tutti con le cartoline. No, io non Sì. ce n'ho cartoline. Dico, ti sto dicendo, tu avevi meno gente da accusare, ti sei limitato. Non ho accusato nessuno! Senti, ti ho detto Gianni, allora, Gianni, allora ti E allora dico. mi consente di fumare una sigaretta? L'ho detto fuori microfono, Dico, senti, Gianni, sigaretta te la fumi mo'. Dopo, E calma. subito dopo. Allora, Valazza, Anch'io dite ci le voglio ultime dire. parole, forza. Dico, io ti ho detto questo. Se tu mi stai dicendo quindi che Turatello non aveva tatuaggi sulla mano, sul dorso della mano. No, non è vero, non ho detto non aveva tatuaggi. Non lo avete notato. Tu allora non li hai visti. Se questo tatuaggio l'aveva qui, o se l'aveva bruciata e non si notava, io non lo so. Gianni, non Gianni, lo so. sarò più chiaro. Ha detto che non l'ha visto, che No. ce l'ha E detto. appunto, l'ho detto già. No, prendi il microfono Renato, così è tutto registrato come l'avvocato se dice dopo non ti un'altra cosa. preoccupare, non ti preoccupare, che io non ho bisogno. No, prendiamolo sto A microfono. differenza tua giochi delle tre carte non ne faccio. va Io ho bene, parlato Dove? dorso della mano e quando ho parlato articoli di giornale alla mano, quando parla che lui dice Francis Spacciadangelo è sempre stato il suo soprannome fin da quando era ragazzino. È vero. C'è stato anni 70, 71, 72, tempi, si sta parlando della rapina della Steffer di Roma, Sì. quando l'hanno arrestato in Sì. Sicilia, al paese tuo, L'hanno che parlavano... Ma te lo dico io con chi l'ha fatto. Parlavano, stai zitto, non sto parlando della Con rapina. Franchini Restene, Parlavano di Turatello, l'uomo dai guanti bianchi. Perché? E spiego anche il perché i guanti bianchi. Siccome Turatello, quando era ragazzo, è stato talmente incosciente da farsi questo tatuaggio. Diventando un po' più adulto e quindi rendendosi conto che questo poteva essere un segno di riconoscimento non indifferente, soprattutto dalla vita che ha fatto lui, che l'ha fatto carcerato o ricercato, lui pensava bene di nascondere la mano con i guanti bianchi, guanti di seta bianchi. Neanche questo ti risulta? Tu, Turatello, non l'hai mai visto nemmeno con i guanti bianchi? No, come dici tu, io non l'ho visto mai Turatello, come faccio a vederlo con i guanti gialli? ti sto dicendo. Tu hai detto che non lo conosco, come faccio a vederlo? No, Io vi dimostrerò con dette persone dove mi ho visto con Turatello, chi c'era con me, dopo ve lo dimostrerò. Prima deve dimostrare quello però. Gianni, Ora. allora- Dopo io dirò l'altra volta un altro Gianni, io ti dico una cosa. Questa è la prima parte, per me era la prima parte della domanda. No, deve consegnare quell'affare. Ancora! Porca puttana, mi vuoi far finire? Ti ho detto, tu a questa domanda non sai rispondere. Renato, io rispondo. Presidente, Vuoi io consegnare dico, questa io affare? dico, Che miseria. io dico una cosa molto semplice. Siccome io volevo inizialmente da queste cose, l'avevo già chiesto a un avvocato, che una volta che io fossi venuto qui per fare questo confronto con lui avrei chiesto l'allontanamento di San Filippo prima di porre questa domanda, c'entra. perché San Filippo è stato in cella con Turatello e molto probabilmente, no, non molto probabilmente, dico, poteva anche darsi che Turatello gli avesse fatto cenno, magari vedendogli il segno, che cosa hai fatto, che avevo un... E allora io avrei detto, prima di porre questa domanda alla Corte, chiedo che sia allontanato. E chiamiamo a San Filippo e ce lo A facciamo questo vedere. punto, un momento, io dico, siccome in ogni caso nemmeno San Filippo può avere mai visto la cosa, questa era una prima domanda alla quale se lui mi avesse eventualmente, perché nessuno poteva escludere categoricamente che qualcuno a lui gliel'avesse detto, io avevo un'ulteriore domanda che sempre qui, che avrebbe potuto dimostrare, cioè dico, se tu mi rispondi, era una domanda diciamo di emergenza, se tu mi rispondi a questa domanda, io ti faccio quest'altra domanda. Allora dico, Gioca qui. ti pongo, esatto, mi piace fare tipo, vedi, la cartelletta come mai buongiorno, Gio. Dico, io ti ho posto questa domanda, tu non sei in grado di rispondermi, non ce l'aveva questo tatuaggio, ce l'aveva e non l'hai visto. Ma che devo fare? Ci volete fare consegnare questo affare o no?
C'è Consigliere. Allora, Ma senti. domanda, lui l'ha risposto già, ha detto non l'ho visto. Lo non leggete, so Presidente. Che altro deve Faglielo leggere al Presidente. Senti, non fare... Presidente, questa qui la prego di tenerla per lei. Ah, è martedì? Dopo il confronto. Ah, per martedì. Sì. Allora, dai. Presidente, Spiega. prima che... Un attimo. Se legge dopo... La prego, non legga neanche una parola di quello che c'è scritto. Alla fine del confronto. No, oltretutto se lui mi risponderà a questa domanda io voglio porre una domanda successiva, sempre in base a quello che c'è scritto Alla lì. fine del confronto definitivo. No, Presidente, ora io devo fare martedì, lei ha detto. Ah, Quindi questo lo sappiamo ora prima di lo martedì. conservi per martedì, dopo noi veniamo qui e lui mi dirà, dopo io ti devo fare delle domande e ti faccio vedere chi è Renato Vallanzasca alla faccia da tu. Gianni, tu... Presidente, no, Presidente. No, Presidente, non è mica finita. Lui deve dare una risposta se il tatuaggio ce l'aveva. Se il Faccia volta, ha detto, te non l'ho lo so, detto non l'ho già. vista. T'ho Cioè, detto, questo deve aggiungere. martedì. Ha detto che non l'ha visto il tatuaggio. No, ci siamo capiti benissimo. Non ci siamo capiti, procuratore. No, sei tu che non ti fai Lui ha capire detto proprio. martedì. No, martedì. Martedì ha detto il Presidente. Senti, Gianni, tu adesso dici sì o no. Ho risposto! Cioè, Ho non l'ho detto capito no. allora. Come non l'hai capito? Allora, non aveva tatuaggi, tu. Ma chi l'ha detto non l'aveva? Ha detto io Ma che non stai l'ho visto, dicendo? non lo so se l'aveva o non l'aveva. Allora, forse non ci siamo capiti. Nemmeno io ho Dico, capito. dato che si parla, non può non essere non l'ha visto. Questo è un O argomento. l'ha visto o non l'ha visto. Come? Ve lo devo Perché vedere per forza. Io ho un posto qua in mezzo. Ah, quello sì. Se tu c'hai giustamente un pozzo qui e la faccia la noto subito. Già si parla di una cosa che non è il tatuaggio sul cuore. Vallanzasca. Fammi a sentire a me. Questo mi sta... No, sta ancora... Adesso voi non avete sentito. Melluso ha Eh, detto che il state tatuaggio chiudendo. sulle mani È la di cosa che Melluso, vi ho dato, a posto. sulle mani di Donatello non c'era, lui non l'ha notata, non l'ha visto. Non l'ha questo vista, tatuaggio. no. Ora, adesso voi non avete sentito. Melluso ha Eh, detto che il state tatuaggio chiudendo. sulle mani È la di cosa che vi ho Melluso, dato, a sulle mani di Donatello non c'era, lui non l'ha notata, non l'ha visto. Non l'ha questo vista, tatuaggio. no. Non l'ha visto. Forse non ci... No che non ce l'ha. Presidente. No, non l'ho mai visto. No, non ci siamo... Io non ho mai detto che lui la... Io chiedo, dato che è una cosa che è talmente palese per una persona... Può sfuggirmi se il Presidente ce l'ha, si mette la mano in tasca andando via, non me ne accorgo. Ma non è vero. Però... Io ho 5 punti qua. Ti giuro che non ci hanno fatto mai caso nessuno. Una volta uno mi ha guardato e mi ha detto, ma sai che c'hai 5 punti? Come è differente, Gianni. Presidente? Io ce l'ho dalla mano indifferente. Gianni, In vista. ti sto dicendo, allora... Quella era visibile. Se voi l'avete visto... Presidente, quelle mie sono più visibili ancora di quelle che pensa lei. Gianni, Perché lei non ne sa niente se c'ha sul suo tatuaggio, non sa, lei sta parlando attraverso quello che gli dice lui. Perciò allora che no, dice è io visibile o no? Gianni, io sto dicendo che a differenza tua, Francesco Turatello aveva, tu mi dici 5 punti. Io? Ma che Sì, matto sì, tu questo? 5 punti, no, a differenza tua dei 5 punti. Ma sei tutto pure scoppiato. Ma tu Non mi ci- dici Turatello Ti aveva sto 5 dicendo, Turatello, a differenza tua, non aveva i 5 punti No, che si possono lo so. non nascondere. Era un tatuaggio così Io? che è rimasto fino al marzo 1977. E allora? Quanto l'ha bruciato questo tatuaggio? 1977. E tu puoi provare questo che è stato bruciato? Io ho messo a No, disposizione... provare che è stato bruciato nel 77 del mese che dici Beh, tu. io dico che... Renato, ma smettila, porca miseria, sei stato bruciato prima, che ne sai tu? Tu sai, gennaio 77, come se sei? Gianni, ti sto dicendo... Lì Non c'è- farmi dire polle, lì c'è- Renato. Ma non Dai, ti sto tu mi dicendo... devi dimostrare che del gennaio 77 è stato bruciato, allora io ti posso dire, Renato, c'hai ragione. Ma se tu mi dici, io so che è stato bruciato nel gennaio 77, io ti dico, è stato bruciato nel 68. No, Vediamo perché come lì va c'è... Allora Gianni non mai capito, perché oltretutto Non l'ho capito sei un io. po' stupidino. No, sei un mi po' dicono ritardato. che sono abbastanza Allora ti intelligenti spiego. tutte. Lì c'è un rapporto dei carabinieri. Che è stato bruciato. Hai capito? Carabinieri. Che hanno bruciato. Oh, che dicono? Loro, i carabinieri, dicono... E amici miei, non dico pure. 1976, Turatello riconosciuto dal... Ti posso dire anche cosa ormai. Dillo. Da un...
a Pion, una farfalla qui! E che vuoi? Oh, tu se lo conoscevi, dovevi vedere questa farfalla! Dovevi sapere che ce l'avevi! E allora facciamo una cosa, guarda. 1976! E allora ti dimostro, come dice un sacco di fesserie. Qua c'è una corte di giustizia, siamo in Italia. Noi chiamiamo delle persone che hanno... Mi dispiace che se ne andate Paminonda, guarda. Perché il presidente, se è un furbacchione, fa venire Paminonda. Che Paminonda dopo è veramente... era insieme. E noi gli diciamo, Paminonda, se aveva Turatello questo che dici tu. Non è che ora dopo la gire. Ma senti... Come senti, Renato? Tu non sai nemmeno chi era Turatello e mi dice senti. E dai, Allora, l'hai conosciuto? Chiedo che venga messo a verbale che sto buffone che si permette di parlare di Turatello, Sì. di infangarlo, Chi lo la infanga? pezza di merda. Ma vai a fare, adesso ho preso per il culo abbastanza. No, un momento, c'è una domanda che devo fare a Vallanzasca, Presidente. Presidente, lo sta vedendo che alla fine ti sei smascherato. Io ti ho condito per Io tutto il processo. ho detto, io non sono San condito Filippo, per qualche tutto altro. il processo. Io a te, Adesso posso all'avvocato, vi do testa a tutti. Perché la verità è sempre quella la strada. A me non mi devi girare così. Per piacere, devo fare una domanda. Presidente, Renato, io mi chiamo Gianni Merlusi, non ti dimenticare. Presidente, io voglio... Sì. Volete stare zitto? Giusto. L'ultima domanda, No, una domandina semplice, siccome sono stato chiamato in causa, a proposito di un lapsus che avrei fatto in ordine a una domanda che ho rivolto a Vallanzasca l'altro giorno. Ora, lungi da me sia chiaro il proposito, e siccome Vallanzasca ha parlato della malavita napoletana, lungi da me il proposito di rivalutare la malavita napoletana, sia chiaro questo qua. Vorrei sapere, si schiaffa chi ve l'ha dato? Cutolo? Cutolo. No, vorrei sapere che me lo dicesse. No, è verissimo. Cutolo o Barra? No. Barra anche però. La domanda è in rapporto... Allora... Fatemi rispondere! No. Ma dovete stare zitto, ma insomma allora è possibile che non si capiscono certe cose. Ma si fa la figura dello scemo, mo non mi servi più, ti posso dire, tu sei sempre stato un cretino, non servi più, non ti do confidenza. Che fai mettere a ridere pure i carabinieri così. È l'unica domanda che le ho fatto. Ho sbagliato in che cosa? C'è un'opposizione alla domanda. Ecco, vabbè, c'è un'opposizione alla domanda e il Presidente decida. E la Procuratore generale, tengo a fare presente che risponderò comunque. al Presidente. Se il Presidente... Nonostante dirà l'avvocato. E le specifiche domande in diretta... C'è una formale opposizione alla domanda del procuratore generale. La difesa chiede che la domanda sia ammessa perché è assolutamente ininfluente ai fini della decisione che questa Corte ad emettere. Presidente, le faccio osservare. Procuratore, io rispondo lo stesso. Mi chiedete le cose, poi non le volete sapere, ma che volete da me? Mannaggia la Madonna. Un momento. Lo chiedi, ma non Contrariamente a quel che dice l'avvocato, contrariamente a quel che dice ma faccia dire, contrariamente a quel che è in stretto rapporto con il reato che è stato a Vallanzasca, ossia se si apparteneva o meno alla nuova camorra organizzata. Questo episodio lo rapporto all'accusa che porterò nei confronti di Vallanzasca per poter provare che lui non c'entra niente. Non c'entra proprio niente. Comunque allora. Convinta di questa Un momento, visto che qua prima si fa tutte Mi piace che non è tutto sto rumore, non ci capisco niente. Dunque, allora, una cosa, in ogni caso volevo capire anch'io, dato che la domanda è posta a me, volevo capire anch'io. Un momento, procuratore. È stato detto anche per motivarla, per capire o meno se apparteneva alla camorra. Allora dico, perché Cutolo sarebbe stato quello che picchiava gli schiaffi solo a quelli della camorra oppure solo a quelli che non erano della camorra? Ma questa è una...
Ah, ora ecco. come ora, io ho No, fatto una domanda, allora mettiamo... vorrei una risposta. Oh, e allora mettiamola così. Ho avuto una discussione con Raffaele Cutolo in un passeggio, non mi ricordo quale dei pentiti ha detto la verità, nel senso che diceva che un altro Mondecco, basta. Renato Mondecco. Procuratore, Io, ma come mi devo esprimere? Faccio chiamare Mondino. Veloci. Renato, sei propenso martedì? Finite di rispondere. No. Melluso non c'è. Sei centro Melluso. Melluso deve andare. Ma io dico Vallanzasca, sei propenso martedì a fare accettare queste mie domande o no? Sempre, io con gli vabbè. stupidi faccio sempre i concorsi. Va bene.